Buongiorno e bentrovati alla pagina di Venezia. Per quanto riguarda la rassegna stampa di TG Plus, partiamo subito. Vedete comunque anche qui mamme arcobaleno contro la procura è la notizia che impera un po' nei giornali del gruppo, ma locazioni in nero, stretta sui controlli degli affitti al mare, la Guardia di Finanza stende le verifiche a tutto il litorale veneziano, al setaccio appartamenti a Jesolo, Bibbione, Caorle e Sottomarina. Nella fotonotizia invece in salvo i 3 mosaici della Basilica di San Marco, cantiere da 3 milioni di euro. Tassa d'imbarco, il TAR legittima la scelta del comune, qui ci danno le motivazioni, e poi a Mestre aggredisce il farmacista bloccato dalla polizia. Le notizie di cronaca che arrivano un po' più piccoline. Bunker tedeschi spuntano dalla sabbia al Cavallino, si vede che con le mareggiate si sono tirati fuori pure quelli. Andiamo a vedere anche su Gazzettino che cosa dicono le mamme gay, caos e polemiche. A Padova un procuratore chiede di annullare gli altri, un altro invece li accoglie. Manco loro sono d'accordo. Il ricorso di una coppia, Schlein, la destra, la smetta di accanirsi, Conte a Treviso, sbagliato illudere le coppie. E sotto la fotonotizia, perché lo Stato vuol togliere un genitore ai nostri 3 figli, si chiedono queste mamme, la storia di Elisa e Sara. Lega, Marcato si sfila, ucciso un sogno, ma guai a chi tocca i miei. Lui difende naturalmente il suo gruppo, Marcato che è un leghista irriducibile e convinto. Rischio faida dopo la lite stradale e il pestaggio, gli amici del pestato rischiano ritorsioni e la storia soltanto poche ore di ossigeno, incubo nel sottomarino disperso. Per andare sul Corriere del Veneto troviamo le madri arcobaleno anche qui in piazza, il primo caso di Belluno e l'avvocato Paniz, finora sconfitti, vinceremo in Europa, dice. Ci sono vari gradi, 2 mamme, 2 papà, per i figli è uguale, contano l'amore, presenza e stabilità. Qui è un articolo molto interessante da leggere, poi qualcuno si può trovare anche sicuramente d'accordo. Si parla ancora di Marcato, vedete lo strappo di Marcato si ritira dal congresso, terremoto nella Lega. E sotto nella fotonotizia l'ultima lite, uccide, questo a San Bonifacio, l'omicidio nella casa della coppia, uccide il compagno accoltellandolo alla schiena, sembra che sia per una questione di gelosia. A San Marco anche qui oltre 3 milioni per i mosaici. E poi sotto la notizia, investì Rebellin, subito scarcerato il camionista, dice vengo in Italia. E per andare a vedere la pagina veneziana anche di Notizie Plus, vedete il litorale veneziano, più controlli in estate nelle strutture ricettive, altre notizie che abbiamo visto ieri. E comunque in ogni caso potete andare a vedere la pagina in autonomia, se volete la potete vedere aprendola, e potete vedere tutte le notizie come di solito si fa sfruttando il nostro portale di Notizie Plus. Noi per ora è tutto.